Amici bellini, dobbiamo approfondire. Questa era la parola d'ordine di quando si è aperto il canale, l'approfondimento. Cioè esiste l'approfondimento tattico, l'approfondimento tecnico, e questo secondo me è un argomento interessante perché ognuno dice la sua, però non tutte le cose possono essere opinioni, alcune cose sono numeri, quindi cominciamo. Allora amici bellini, Valerio Fluido da New York. Per chi capitasse su questo video per caso, perché praticamente è interessato a sapere poi il possesso palla, perché c'è questa polemica che oramai sono un paio di giorni. Ma prima, benvenuto Gennaro Lastra, che non si è iscritto per il possesso palla ma si è iscritto prima, quindi bene. E lasciate un like se questi video di approfondimento vi interessano, ma anche se non vi interessa lasciate un like di cortesia. Allora, Valerio Fluido da New York, Forza Napoli sempre. Impazza la polemica, e sono anche un paio di giorni, quindi arrivo tardi a dire la mia riguardo il possesso palla, Caressa, Bucciantini. Per chi non avesse visto, si trova online questa sorta di lite. Poi si sottolinea più che altro l'atteggiamento un po' arrogante di Caressa, che dice parla, cioè Caressa rinuncia e rifiuta anzi completamente qualsiasi tipo di opinione che non sia la sua per quanto riguarda la storia del possesso palla, perché Caressa dice: ma se io te la do da me a te, nel frattempo che la palla ti è arrivata, di chi è la palla? Di nessuno. E non è proprio così che si calcola il possesso palla, e quindi lo andiamo a vedere. Ovviamente nell'oggi, perché questo è un video che resta senza tempo, poi nell'oggi ha parlato un po' Elmas, il valore di Kvaratskhelia che è salito del 934%, tutte le notizie dell'oggi, della cronaca, ecco, giornaliera, me le potete dire nei commenti, io poi le leggo, le sviluppo e facciamo altri video, ma domani dovrebbe essere già conferenza. Andiamo quindi a vedere con un Ambrabam tattico, con gli screenshot tattici. Mi vedete piccolini qua? Ciao! Allora, perché? Perché oltre a Caressa e Bucciantini è intervenuto anche Italo Cucci in questa discussione sul possesso palla, e lo storico giornalista sportivo e non solo è intervenuto ai microfoni di Radio Mar. Queste le sue parole: per me il possesso palla non serve a nulla, è una scemenza, non ha valenza tecnica e non serve nemmeno parlarne, quindi questo video è inutile, scusami Italo Cucci, fa solo parte di un nuovo linguaggio introdotto da dilettanti, pieno di numeri, schemi e trovate che non hanno senso. Insomma, non l'ho mai tenuto in conto. Prima faceva parte del gioco la furberia di tenere palla, di perdere tempo, di fare il rinvio del portiere fino all'ultimo possibile secondo, l'ostruzionismo. Per me è stato fondamentale a un certo punto dare i 3 punti alla vittoria, e rispetto ai 2, decisione presa per incentivare il gioco d'attacco. Col tempo però tutto è diventato la stessa cosa. La verità è che quello che oggi il Napoli sta facendo è sotterrare tutte le regolette inutili che il calcio si è inventato negli ultimi 30 anni. Insomma, c'è un po' di insalata di opinione qua, perché poi metti in mezzo l'ostruzionismo e il perdere tempo. Quello non è possesso palla, tu non lo puoi mettere all'interno del possesso palla, e lo spieghiamo tecnicamente perché. Poi ha aggiunto: il Napoli sta giocando al calcio, quindi questa non è una cosa contro il Napoli, con le sue qualità, con quello che l'allenatore suggerisce, con la naturalezza dei talenti, e quelli che si intristiscono a parlare di tutte le minuzie del calcio sono i rosiconi. Io sto parlando di molte minuzie, ma non perché rosico, ma perché godo 2 volte anche nei numeri. Chi gioca di rimessa, se fa un efficace contropiede, tocca il vertice della bellezza del calcio. Anche l'ultimo mondiale è stato giocato di contropiede, quindi non è una cosa dei miei tempi, di quando io mi divertivo. Mi diverto anche adesso, il calcio ha un'assoluta libertà di interpretazione, e su questo ci siamo. Anche il Napoli ha fatto dei bellissimi gol di rimessa, ma perché significa recupero palla e poi vai in velocità. Quando la palla la recuperi nella tua zona di difesa, è chiaro che poi ti riversi e quindi il contropiede di rimessa vai, e si può fare con una pallata, con un lancio diretto su Osimhen, oppure con degli scambi partendo dalla tua metà campo. Quindi non è una cosa che tu puoi dire il contropiede, dipende da dove la recuperi la palla la puoi recuperare anche in alto come fa il Napoli, e quindi il contropiede non si sviluppa, ma comunque viene da una palla recuperata
e non da un possesso palla che ti porta a segnare. Il Napoli però nel suo DNA, perché noi veniamo da Sarri, dove c'è il possesso palla, ci sono i passaggi, e lo diceva Nils Lidom, che se la palla ce l'hai tu non ce l'hanno gli avversari, quindi è meno pericoloso l'avversario e sei più pericoloso tu. Andiamo però nello specifico, nella scazzetta del prete. Oggi il possesso, questo è un articolo, vi lascio il link in descrizione, articolo del blog Ultimo Uomo sul possesso palla, e se poi lo cercate, io vi lascio proprio l'articolo in questione, ma se lo cercate su Google ne trovate parecchi di articoli su questo argomento, perché se ne parla non è roba di oggi. Oggi il possesso palla viene almeno comunemente calcolato attraverso i passaggi. Si stanno tentando strade alternative, su alcune torneremo dopo, ma per ora è il metodo più usato. Vengono contati i passaggi completati da una squadra in una partita. La percentuale di passaggi completati da una squadra rispetto alla quantità dei passaggi totali è la sua percentuale di possesso palla. Uno dei più noti fornitori di dati, StatsBomb, definisce così il possesso palla: è il conteggio dei passaggi di una squadra divisi per il conteggio dei passaggi di entrambe le squadre. In questo modo il possesso palla non rispecchia il tempo in cui una squadra controlla il pallone, ma è un numero che nasce dal calcolo dei passaggi. Quindi già qua dobbiamo rispondere a Caressa, che tu mi metti in discussione il tempo in cui il pallone passa da un piede all'altro della stessa squadra, non è calcolato, non c'è il cronometro che parte da là. Ma andiamo ancora più nello specifico. Quando per esempio nessuna delle due squadre è in controllo del pallone, cosa si intende per possesso conteso? Vi ricordate anche Spalletti che dice la palla di nessuno, quella palla che vola in aria e lì devi aggredire? Quando un difensore devia un tiro avversario, per esempio, o quando blocca o intercetta un passaggio senza però tornare davvero in possesso del pallone. Inoltre, ovviamente, a quando due giocatori si contendono la palla in aria o a terra, rimane non del tutto chiaro lo spettro di situazioni di cui prova a dare conto il dato della palla contesa, e non è del tutto chiaro nemmeno in cosa dovrebbe chiarirci le idee questa statistica. E io ricordo che anche durante questo mondiale c'era il possesso palla di una squadra, il possesso palla di un'altra squadra e poi il possesso di mezzo. C'era questa statistica del possesso di mezzo. Se però non parliamo di certezza ma di vittoria, perché? Perché qua si va poi nel discorso non serve a niente il possesso palla, e ci sono statistiche anche per questo. Il possesso palla, per quanto grossolano, è comunque capace di dirci qualcosa, e cioè che controllando il pallone si ha più probabilità di essere pericolosi, di segnare più gol, di vincere le partite. Ne aveva già scritto Alfredo Giacobbe in un articolo che cercava di smontare alcuni luoghi comuni delle statistiche sul calcio. Nell'articolo si legge: in realtà avere il pallone a disposizione per più tempo possibile è ancora il primo passo per vincere le partite. Non è l'unico per vincere una partita, certo, ma è quello che permette di vincere più partite degli altri nell'arco di un campionato sul lungo. Quindi pensate che poi una competizione come la Champions League si vince anche col contropiede, diciamo, vecchio stampo. Pensate al triplete di Mourinho, pensate a quella partita Inter-Barcellona, ti difendi, vai in avanti. Ecco, si può vincere una competizione che poi ha diversi dentro o fuori, ma sul lungo di un campionato è probabilmente meglio avere il pallone, avere il controllo. Si fa notare anche che negli ultimi anni chi ha avuto di più il pallone ha anche fatto più gol, guarda caso. Si aggiunge però un limite esplicativo del possesso palla, e cioè che oggi le squadre sembrano più interessate al dominio territoriale che al possesso palla, sono quindi più interessate al dove che al quanto. E noi ricordiamo che a noi piace il quando, ma c'è anche il dove e il quanto, perché se tu tieni il possesso palla ma resti nella tua area di rigore e fai tutti i passaggini che non sviluppano, non serve a niente, e questo è chiarissimo. Però secondo uno studio del 2020 condotto su 625 partite di Champions League, le squadre che tengono di più il pallone vincono il 49%, la metà delle volte, pareggiano il 22% e perdono il 28%. Quindi più aumenta la percentuale di possesso, poi più aumenta la percentuale di probabilità che la squadra con più possesso vinca, anche in Champions League. Quindi il discorso che si fa sull'arco del campionato vale anche fondamentalmente per le partite secche che poi ti portano al trofeo. Insomma, è vero che il possesso palla non è garanzia di successo, ed è vero che si possono vincere le partite e controllarle anche senza tenere il pallone. Diciamo però che è più difficile e più improbabile.
Quindi questo ci deve spiegare come si calcola il possesso palla, che si calcola con la divisione dei passaggi e non con i tempi, che è questa qui. Un articolo di Gazzetta del 2002 descrive il processo di calcolo. Il metodo più comune utilizzato dalle emittenti televisive per calcolare il possesso palla di una squadra si basa sull'utilizzo di 3 cronometri, una per ciascuna formazione più una per i tempi morti. Quando un giocatore della squadra A tocca un pallone che prima era in possesso della squadra B, il cronometro della squadra A parte e quello della squadra B si ferma, e così via. Il terzo cronometro registra il tempo in tutte le situazioni di palla inattiva. Quindi ragazzi, quando si parla di situazioni, vi faccio più grande, brabam tattico, perché poi gli XG ci interessano, ma non solo per gli XG, ci interessa la percentuale realizzativa. Quando si parla di certe statistiche e si dice non servono a niente, le volete buttare nel dimenticatoio, dovete anche sapere di cosa state parlando, perché se non sapete come si calcolano, non si fanno certe dichiarazioni e dice il pallone di chi è? Si sviluppa, perché se il pallone va da un giocatore A all'altro giocatore A della stessa squadra è ancora tuo il pallone, non c'è problema, non è una questione di cronometro come negli scacchi, poi tocca a te, è la divisione dei passaggi rispetto ai passaggi totali, bisogna svilupparla bene. Per quanto riguarda poi gli XG, che questa è una statistica raccolta dall'ottimo Peppe Di Paolo, fa sensazione vedere che il Napoli come media, ma anche le altre squadre, vedete un pochino, si sono un po' abbassati gli XG, cioè quanto si crea il presupposto di segnare. Vedete, dal 2,22 il Napoli passa al ritorno attualmente a 1,88, si abbassa un pochino anche quello dell'Inter, si abbassa anche quello del Milan, si abbassa anche quello dell'Atalanta, migliora quello della Juventus di poco, ma migliora, questo a testimoniare quanto la Juventus all'andata non abbia performato alla grande. Stabile quello della Lazio, peggiora quello della Roma. Quelle che poi migliorano sono gli XGA, cioè quelli che subisci. Vedete che il Napoli subisce ancora meno, l'Inter subisce meno, il Milan subisce meno, l'Atalanta uguale, la Juve subisce meno, subiscono di più Lazio e Roma. Questo però che cosa ci deve portare? Visto che il Napoli non ha cambiato il suo rendimento, anche se crea di meno, vuol dire che sta aumentando la percentuale realizzativa, e questo lo vediamo bene con queste due statistiche che sono, vedete, gli XG creati dal Napoli 51 e 52. Il Napoli però in realtà segna 58 gol, quindi segna di più di quello che sta creando, e per quanto riguarda quello che subisce ne avrebbe potuti subire 19, ma ne subisce di meno, ne subisce 4 in meno, ne subisce 15. Quindi vuol dire che sta performando molto bene il portiere, stanno performando male i nostri avversari. Perché? Perché oltre a ritenerli scarsi, come io dico sempre, vuol dire che li stai stancando, vuol dire che li stai facendo girare a vuoto, vuol dire che il possesso palla serve, perché poi mentre loro ti inseguono e devono recuperare il pallone, quando poi arrivano sotto porta sono meno lucidi. Questo significa analizzare poi i numeri, gli XG. I freddi numeri non servono a niente. No, questo ti stabilisce qual è l'andazzo e l'andamento di una stagione. Ti spiega perché non è che comincia un altro campionato a gennaio e dopo la sosta e nel girone di ritorno non comincia un altro campionato, continua lo stesso campionato, perché questo è il modo in cui stanno giocando le squadre in questo campionato, con limiti, difetti, pregi, andazzi, perdita di certezze, conferma di consapevolezza. Questo significa, ed è interessante vedere anche i numeri della Roma, perché è quella che invece sta andando al contrario. Come vedete, questo è quello che crea la Roma, 43, ma ne segnano in meno, in realtà segnano 12 gol in meno, hanno segnato solamente 31 gol, vuol dire che loro li creano i presupposti, ma questo è un dato gravissimo, perché vuol dire che la percentuale realizzativa è bassa, ed ecco perché la Roma non riesce, e stanno soffrendo, e non riesce poi ad arrivare a quegli 89 punti massimo per vincere lo scudetto. Non si può fare, perché devi avere una percentuale realizzativa più alta. Idem dicasi per quello che subiscono, perché ne dovrebbero subire 16 ma ne subiscono 4 in più. Quindi questa è la situazione, ragazzi, per quanto riguarda i numeri. Si può dire che i numeri sono freddi, che non servono a niente, benissimo, si può dire tranquillamente, però se poi ti spiegano gli andamenti e i numeri vengono analizzati in un certo modo, ti spieghi anche delle cose, e te le spieghi a posteriori, non è che le devi indovinare, non è che devi metterti lì, fai le tabelle, allora con la Cremonese la Roma vince, no? Come vi ho detto io nel video precedente, dobbiamo stabilire che la Roma vince,
E non è detto perché poi ci sono le partite stregate, ci sono gli avversari tosti. Per esempio noi per anni lo Spezia era una roba incredibile, l'Empoli non si potevano affrontare, si perde. Quest'anno per la Roma è la Cremonese, via dalla Coppa Italia e ti tolgono 3 punti anche in campionato. Quindi secondo me tutto questo è molto affascinante, altro che, come dice Cucci, che i rosiconi o no, è affascinantissimo e ci spiega tantissime cose. Noi ci godiamo il percorso, ci godiamo un Kvaratskhelia che vale 473% di più di quello che è stato pagato. Questo si fa perché come ha detto Elmas, il grande leader, il più importante di questa stagione è proprio Spalletti, che è entrato nella testa dei giocatori per a livello psicologico che era importante, ma che poi queste cose lui le studia, le mette in pratica, studia gli avversari, studia le qualità dei propri giocatori e si arriva a fare una partita. Poi c'è l'imponderabile, però sul lungo le cose vengono fuori. Da New York, Valerio Fluido è tutto, spero vi sia piaciuto il video che va un pochino nei dettagli. Ci sono altre cose di cui parlare perché c'è il ricorso della Juve, che pare che loro sono convintissimi di riprendersi 15 punti e dobbiamo stare attenti perché la Juve poi dopo adesso sarebbe non più a meno 30 ma a meno 15, quindi sono lì, mica meno 18, sono a meno 15 e quindi così. Però poi ci sono altre cose che dovrebbero poi portargli altri 30 punti di penalizzazione se non di più, quindi attenzione, la squalifica di Casale, la squalifica di Mario Rui, 2 turni eccetera eccetera. Ne dobbiamo parlare con calma perché domani credo ci sia conferenza e quindi voi sapete dove trovarvi. Voi vi trovate con me, che ci troviamo nella community Azzurro Fluido. Un bacio, ciao. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.